Salve a tutti, ora non calcoliamo dei limiti ma verifichiamo che i valori dei limiti siano corretti usando la definizione di limite in alcune varianti della definizione. Dobbiamo verificare che questo limite sia corretto. Noi dobbiamo andare a verificare che f di x sia vicino al limite, quindi che valore assoluto di f di x meno L minore di epsilon, quindi qua x al quadrato meno 5x più 6 fratto x meno 3, questo è f di x meno L minore di epsilon, per quanto sia piccolo epsilon. Va bene, qua dobbiamo mettere il denominatore comune che è x meno 3, x al quadrato meno 5x più 6, meno 1, quindi meno 1 per x meno 3, meno x più 3, minore di epsilon. Adesso qua sommiamo x, allora x al quadrato meno 5x meno x meno 6x più 6 più 3 più 9 fratto x meno 3 in valore assoluto minore di epsilon. In genere dovete vedere se con esercizi simili dovete vedere se si riescono a dividere i polinomi. In questo caso specifico, se notate, questo è il quadrato di un binomio, è x meno 3 al quadrato. Comunque se non lo scomponete vedete se si può dividere. Allora, perché qui possiamo supporre che x sia diverso da 3, perché noi calcoliamo il limite per x che va a 3 e quando calcoliamo il limite per x che va a un punto la funzione può anche non essere definita in quel punto, quindi supponiamo pure che x è diverso da 3, quindi x meno 3 è diverso da 0 e semplifichiamo e quindi otteniamo valore assoluto di x meno 3 è minore di epsilon. Ora questa disequazione del valore assoluto è abbastanza facile da risolvere. Ragioniamo un momento, se noi abbiamo i valori tra meno epsilon ed epsilon, qui c'è lo 0, allora il valore assoluto di un positivo è positivo, il valore assoluto di un numero qua è il suo opposto che sta qua, quindi insomma tutti questi valori qui in mezzo hanno valore assoluto che è minore di epsilon, quindi x meno 3 è compreso tra meno epsilon ed epsilon, x meno 3 sta tra meno epsilon ed epsilon. Posso sommare 3 dappertutto e ottengo 3 meno epsilon minore di x minore di 3 più epsilon. Questo è un intorno di 3. Facciamo il limite per x che va a 3, 3 meno epsilon, 3 più epsilon e quindi per quanto noi piccolo scegliamo epsilon riusciamo sempre a trovare un intorno di 3 che è proprio questo qua, i valori tra 3 meno epsilon e 3 più epsilon, in modo che tutti gli x che stanno in questo intorno, il loro f di x meno il limite in valore assoluto è minore di epsilon, proprio perché abbiamo risolto questo. Qua funzionava anche se avevamo epsilon moltiplicato con una costante, non cambiava niente. Ok, adesso facciamo un altro caso. Limite per x che va a 0 di 1 su x al quadrato è uguale più infinito. Allora il limite qui vale più infinito, quindi dobbiamo ragionare così: per quanto noi grande scegliamo un valore m, troveremo sempre dei punti, adesso li cerchiamo, no? Per i quali il valore della funzione f di x è maggiore di m. Poi posso scegliere ancora più grande, ma f di x sarà sempre maggiore di m. Allora adesso dobbiamo risolvere questa. Mi piacerebbe qua prendere il reciproco. Qua abbiamo 1 su x al quadrato, qua vorrei scrivere x al quadrato e qua 1 su m. Ma cosa succede con questa disequazione? Pensate a 2 e 4, 2 è minore di 4, ma se qua prendiamo un mezzo e qua un quarto, un mezzo è più grande di un quarto, quindi qua si ribalta la disequazione. X al quadrato minore di 1 su m. Adesso risolviamo l'equazione associata. X al quadrato è uguale 1 su m. Si fa la radice quadrata, x è uguale più o meno 1 su radice di m. Radice di 1 è 1.
Allora, e qua adesso uno può farsi la disequazione in secondo grado, comunque in questo caso è abbastanza facile, se x al quadrato è minore di questo valore, è abbastanza chiaro che x è compreso tra meno 1 su radice di m e 1 su radice di m, è compreso tra questi, che tra l'altro è anche un intorno dello 0, perché si può pensare come 0 meno 1 su radice di m, 0 più 1 su radice di m. Quindi in realtà abbiamo dimostrato perché per quanto grande io scelga m, riusciamo sempre a trovare un intorno dello 0, che sono gli x compresi qui, tra questi due valori, in modo che prendendo questi x, f di x è maggiore di m, quindi è dimostrato. Facciamo ancora un ultimo esempio. Limite per x che va a meno infinito di e alla x è uguale a 0. Allora, adesso il limite ha un valore finito, è 0, quindi dobbiamo dimostrare che il valore assoluto di f di x meno L è minore di epsilon. Quindi il valore assoluto di e alla x meno 0 è minore di epsilon, per quanto sia piccolo epsilon. Adesso sottrarre 0 non mi cambia niente. Valore assoluto di e alla x, allora e alla x è sempre positivo, quindi il valore assoluto di e alla x è sempre e alla x, perché è sempre positivo, quindi dobbiamo risolvere e alla x minore di epsilon. Allora risolviamo l'equazione associata, e alla x è uguale a epsilon, facciamo a entrambi i membri il logaritmo in base e, quindi il logaritmo naturale di e alla x, qua logaritmo naturale di epsilon, vabbè, qua logaritmo naturale di e alla x è x è logaritmo naturale di epsilon. Ok, per questo valore vale l'uguale, ma noi cerchiamo che e alla x sia minore di epsilon. La cosa migliore è fare uno schizzo del grafico di e alla x per capire funzione e alla x, così. Allora, per questo valore di x che è logaritmo naturale di epsilon, il suo f di x è epsilon, perché qua il valore della funzione e alla x è epsilon. Allora, noi ci chiediamo per quali x e alla x è minore di epsilon. I valori della funzione cerchiamo sull'asse y, cioè tutti questi da qua sotto, cioè da qui in poi tutti le coordinate y sono minori di epsilon, e quindi la soluzione è per tutti gli x minori di, questa è la soluzione, tutti gli x minori di logaritmo naturale di epsilon. E ci sta bene perché noi stiamo facendo il limite per x che va meno infinito, quindi noi riusciamo, per quanto sia piccolo epsilon, noi riusciamo a trovare un valore che è proprio questo, logaritmo naturale di epsilon, sotto il quale f di x sta vicino al limite, più vicino di quanto sia epsilon. Abbiamo dimostrato. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.